Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, scusate se sto ridendo. Adesso ti faccio entrare. Mi fai entrare perché hai paura di quello che io posso fare. Buongiorno a tutti, Buongiorno buon a lunedì, tutti. buona settimana. E allora? Tutto a posto? Io sì, e tu? Tu rientrato? Assolutamente. Allora, salutiamo tutti, ben trovati, buona settimana. Oggi lunedì 26 gennaio sarà una giornata molto lunga, molto produttiva e quindi salutiamo Tore, come sempre, grazie mille, buongiorno e buona settimana produttiva a tutti, buongiorno Traccada, buongiorno anticalcisti, anche qui si può fare un puntino da questo punto di vista. Buongiorno Gabriele, buongiorno Andrea. Allora, ciao Roby, ben trovata. Tanto arriva, guarda, tra un po' lo capirete, è molto facile. Molto facile. È il grande gioia, sì, assolutamente. Dunque, parliamo di Cagliari, dai, parliamo Hai di Cagliari. paura? Ma hai paura? Hai paura di quello che io posso fare? Adesso la lascio lì, senza dirti nel momento in cui tirerò fuori queste foto compromettenti del tuo pranzo pre-partita di sabato. Così. Stiamo ridendo per quello, perché insomma, sapete che appunto Luca è andato in trasferta. Non le ha vinte tutte, Marco. Voglio anche sfatare questo, perché è andato a Bergamo e ha perso il Cagliari, quindi non pensate che sia un talismano al 100% Luca Di No, anche Leonardo, perché purtroppo non è magari così, fosse l'avremmo già così, venduto al Cagliari, esatto. l'avremmo già ceduto Ma al posto di Pulli, anzi insieme a avrei Pulli lucrato e su questo. LDL, E Pulli ed invece... LDL come Poi non diciamolo troppo, lo stiamo dicendo troppo, ragazzi, lasciamo le cose così. esatto, guardate che Lasciamo poi Luca è così, scaramantico, no, poi non vuole non più è andare in vero. trasferta e per noi è un Mi fermo così. problema. Mi fermo... Esatto. Allora, questo è il primo, giusto? È il primo che Sì. hai mangiato. Questo mi sembra anche tutto sommato condivisibile, diciamo. Cos'è? Dai, dici un po'. No, non mi ricordo minimamente niente, ovviamente. Cioè, Ma sì, sì, veramente è una roba allora, incredibile, voi sì. dovete capire questo di base, e tu lo sai perché tu mi hai conosciuto così. Ricordiamo Sì, quella famosa cena in Valle d'Aosta. Come è sono vero. stato il giorno dopo? Malissimo. Malissimo. Meno male che Malissimo. c'eravate voi. Portato a braccio il giorno della prima amichevole. Questa fa ridere. Vai in ritiro, prima volta di ritiro, prima amichevole del Cagliari, la sera una cena, per me un delirio. Alle ore 8.30 ero in farmacia in Valle d'Aosta a prendermi di tutto. E meno male che c'erano Francesco e Ci Roberto sono che anche mi le hanno farmacie, anche in Val trascinato. d'Aosta, eh? No, no, ma non anche in Val riuscivano, perché io d'Aosta. poi sono fabico, quindi da lì a spiegargli cos'era il favismo. No, vabbè, non hai idea. Non hai Vabbè, idea. comunque, cos'era Ah, questa roba? Era roba ravioli alla mugellana, così era, ravioli alla giusto? mugellana, bravissimo, buonissimi, Tortelli alla buonissimi. No, mugellana, no, cos'era? Ravioli. proprio quello, ravioli, Eh. ma Quella è buonissimi. carne, E tra l'altro, bella ciccia.
piatto Ecco, serio. l'unica cosa, purtroppo, che mi ero dimenticato, ma mi sono ricordato subito, è il pane non salato, che è qualcosa già. di immangiabile, ragazzi. Vabbè, perché devi metterci le cose sopra. Ma questo, tutto Esatto, sommato, infatti, è vedi perché te l'ho è detto, anche perché vedi che passabile. c'è la tazzina dove mettevi il pane per cercare un po' Certo, di dargli un sapore, certo. ecco. Tra caso Questa dici, ti era hanno riscaldato pre-partita. mischiandoli gli avanzi della sera prima. No, ragazzi, questo era un ristorante pazzesco, non voglio fare pubblicità Pazzesco. ovviamente, però ci hanno Ovviamente, trattato benissimo, ha benissimo, trattato molto benissimo. gentili. Volete vedere il secondo? No, era l'antipasto. L'antipasto, scusate, Certo, era l'antipasto un che ha assaggio preso, in due. che hanno preso quei due criminali, uno è qui, Luca Di Leonardo, l'altro è Lele Casini, che già mi sentirà la prossima volta che ci vediamo. Allora, uno va a Firenze, no? No, ma lì era sotto la pioggia, Carne un Rossa, freddo da patria paura. della Fiorentina, non solo della squadra ovviamente, ma insomma, cosa può mangiare uno con tutte le squisitezze, le prelibatezze della cucina toscana a Firenze? Voi direte, i crostini coi fegatini? No. No. Voi direte salumi, un tagliere di salumi, formaggi, qualcosa del genere? Ciao Massimo, No. buongiorno. Ciao Ale. Io so. Questo che altro tra l'altro questa era una foto che ti avevo Voglio mandato un commento in privato, da ma parte no, ma di tutti ma no. su questo piatto impresentabile. Ma no, era già, non era presentato così, impresentabile, ma no. e poi ma soprattutto, cosa è quel pesce? Sabotaggio. Cos'è quel pesce? Sabotaggio, la Cos'è tinca, Dillo. la tinca. La tinca. Ecco. Sì, buonissima. No, Buonissima, è proprio il pesce più prelibato del Ma mondo. no, ma era un uno va a assaggio. Firenze, Ma no, uno va a Firenze e mangia no. tinca e cose, bietole, Tanto spinaci, dopo verrà Giuseppe con cui siamo stati a cicoria, cena cos'è quella e ti dirà, qui era un pranzo, giusto per infatti fare io orario, ok? Cos'è questa roba che si vede nel piatto? No, ma di non era Pinitola, presentato così, ma ma come no. la tinca, la schifezza Ma- del lago, ma Merluzzo, no, che ma tristezza no. Luca, ma è pesce, che tristezza licenziato. Continuate, vi prego, continuate. Allora, vi Andre, chiedo ti anche di prego. commentare ogni tanto, ogni 3-4 minuti durante la diretta, anche con i temi importanti, mandateci un commento su questa vergognosa, È sabotaggio, vergognosa non ti manderò più il nessuna mostro foto in di privato. Knockness. Sì. Veramente Luca, che delusione, non me lo sarei mai aspettato. Guarda, veramente. Ma come puoi prendere i bocconcini di tinca a Firenze? Cioè, è una roba che veramente non ha... non lo so. È come se vai... Vabbè. Parliamo del Cagliari. Dice Rocco. Vabbè, dai, ti abbiamo ordinato cordon bleu. Ragazzi. No. Che vi devo dire, vabbè. Questo è Luca Di Leonardo, prendere o lasciare, nel senso, È il poi tutto vabbè, incluso, è il tutto incluso, anzi, per chi mi fortuna non dice faccio che non solo sia questo. stata la tinca a portare fortuna al Cagliari, insomma, la tinca di Però, Luca Di Leonardo, allora, presa ok, da Luca Di Leonardo. questo voto 1, ok, perfetto. Ma anche 0,1 probabilmente. Non ci arriviamo a 1. Però possiamo parlare del video fatto a Palazzo della Signoria con Pioggia andato in scooter solo per fare il video a Piazza della Signoria per 131. Questo Non ho ha un capito, valore. sei l'inviato di 131, No, cosa vorresti fare? Scusa, non ho capito dove sta l'eroismo in questa cosa. L'eroismo perché c'era un bruttissimo tempo sotto la pioggia in scooter, io ti ho detto, tanta pioggia che ho preso. vai agli Uffizi. No, era vai agli bruttissimo. Uffizi No, che no, c'è è tutto il- buio, come si chiama? bruttissimo. No, Ho no. capito, ma dovevi Non- arrangiarti in altro modo. No, cioè, no. Era non è colpa di improponibile. nessuno. No, se- non l'avresti nemmeno pubblicato. Fidati. Vabbè. Va bene. Andiamo a noi. Parliamo di differenti da Cagliari. oggi va così, lo so già. Adesso prendo una bandiera Ma bianca. tu pensa che io speravo che il Cagliari vincesse per Perché poter fare questa immagina- roba stamattina, perché se il Cagliari Certo. avesse perso male, tutta questa gag sarebbe saltata
miseramente. E Esatto. invece E invece il dall'alto, Cagliari esatto. dall'alto è stato scelto di far vincere il Cagliari proprio Incredibile. anche per questo, cioè un po' perché eravamo super corti a livello di relazione, ci è toccato insomma fare i salti mortali per coprire tutto questo sabato incredibile di sport sardo e quindi insomma poi alla fine in tutto ciò era buono, dice Marco. Buonissimo. Cosa Buonissimo. immaginai? Ma Ma vabbè. tu hai dei Vabbè, ma gusti, poi dei gusti, no, dei no, no, gusti e invece no. E invece no. Se improponibili. non è buono non posso mangiarlo perché altrimenti poi la pago Eh, inesorabilmente. Comunque per certo, fortuna che certo. adesso è arrivato il mio salvatore. Tuo Salvatore è il tuo carnefice, non so in effetti. No, no. Giuseppe, facci un ok, dacci un ok se va, se ci sei. Non ancora, No, evidentemente no, sta... intanto sta mettendo a posto c'è qualcosa. quasi. Sta mettendo Va qualcosa bene. secondo me. Vabbè, comunque una vittoria, questa del Cagliari con la Fiorentina, sicuramente meno importante del tuo pranzo, questo mi pare chiaro. E negli anni parleranno del tuo pranzo più che di E questa... non si di ricorderanno questo... della vittoria del Cagliari a Esatto. Firenze, E la vittoria incredibile. che è a Firenze, vabbè sì, ci può stare, ma vuoi mettere a Però mangiare la tinca a in quel Firenze? di Firenze. Cioè, ragazzi, è roba di un certo livello. Non ti dico in privato i messaggi che mi stanno arrivando per colpa tua, però vabbè, Ecco. questo... Per colpa questo... mia, non per Beh, colpa certo, tua che l'hai messo in l'ho visione, capito? mangiata io? L'ho mangiata io? La tinca a Comunque, Firenze? qui lo No. dico, non Quindi, ti manderò più niente da quando partirò in trasferta. Silenzio totale, ti mando vorrà solo dire questioni perché non farai più lavorative. trasferte Esatto, probabilmente, per finito. questo, cioè, semplicemente perché cioè, che se non Finito. mandi anche Chiude la la stagione prova del tuo... 25-26. Esatto, esatto. Beh, tutto sommato non ti è andata bene, E ma infatti male. io chiudo Due così, vittorie, un pareggio, una sconfitta, ci può stare, ci può stare. una media pazzesca. E Ah, infatti rimarrà tale. Vediamo. va bene, va bene. Ci sei, Vediamo. Giuseppe? Vediamo. Sì, eccolo qua. Grande Eccoci, Giuseppe. ben trovato Giuseppe Poi del Tirreno. Buongiorno. Tu non c'eri Ciao a pranzo Giuseppe. con Luca Di Leonardo, vero? Sì, non c'era pranzo, ma ho sentito dire delle cose non giuste nei confronti del buon di Leonardo. Ecco, ma tu l'hai visto cosa ha mangiato a Sì, ha Firenze? mangiato la tinca. Era in un ti sembra, ristorante mugellano e ha mangiato la tinca. e ti Che sembra è una tipica. è una cosa normale? Cioè uno va dalla Sardegna a mangiare la tinca a Firenze? Assaggia uno dei prodotti mugellani. Sì, Invece è sì. stato l'ottimo di Leonardo, ha avuto il coraggio, perché a me non piace, dico la verità, di Chissà come mai, Però direi. un prodotto Giuseppe, tipico. È chissà come tipico del mai, Mugello. Sì, Potete sì. accusarlo sul fatto che non ci abbia il palato, ecco, questo sì, ma il fatto che la tinta non sia mugellana, questo no. No, questo, no, ma su quello infatti noi non diciamo altro. Il problema è proprio la scelta, cioè il discorso del merito. Va bene, ragazzi, parliamo Grazie. di questa vittoria del Cagliari, visto che insomma abbiamo già preso in giro il buon Luca abbondantemente per oggi, perché poi questa roba del piatto tornerà sicuramente anche nelle prossime dirette. E parliamo di questa vittoria importante del Cagliari che dà un bello scossone anche alla sua classifica, si porta bene in alto a distanza di sicurezza dalla zona di retrocessione, però mi verrebbe da dire anche in questo caso da una parte mai una gioia, nel senso che poi anche dietro corrono, e dall'altra parte meno male che il Cagliari ha vinto, proprio perché anche dietro le altre stanno correndo. Penso ovviamente al Genoa, alla vittoria del Genoa contro il Bologna. Quindi quanto vale questa vittoria, Giuseppe? Vale tanto, vale tantissimo, offre tanti temi. Sicuramente ecco quello che abbiamo visto in campo, sia una crescita dei singoli, delle prestazioni dei singoli, questa svolta tattica ormai consolidata e che speriamo che porti avanti Pisacane. Vale tanto anche per quello che è la risposta della rosa, che è una rosa che si scopre molto più profonda di quello che si immaginava all'inizio. Vale per la classifica perché si stanno iniziando a delineare, al di là del fatto che tutti cercano giustamente di fare punti, si sta iniziando a delineare una situazione, un quadro. Signori, il Cagliari secondo me è dove deve stare.
tra il 12° e il 10° posto. Non lo dico adesso, tra l'altro, avevo scritto anche, prendiamo di tante pernacchie sul web ai primi di ottobre, quando scrissi che il Cagliari era davanti a 10-11 squadre. Perché? Perché allora non avevo bevuto, semplicemente avevo già visto gran parte delle squadre, perché avevo già visto dopo le prime 4 in giro per l'Italia, avevo già visto 15 partite. 15 squadre. Oggi, come allora, è evidente che ci sono almeno 5 squadre che sono in assoluto, chi più o chi meno, più deboli del Cagliari, perché Pisa, Verona, Lecce, Parma, la stessa Cremonese hanno una qualità tecnica inferiore rispetto al Cagliari. C'è una squadra che è una via di mezzo, che è il Genoa, che allora, quando lo scrissi, era in grossa difficoltà perché c'era un allenatore che cercava di fare il giochista con una squadra che non aveva le qualità tecniche per farla, perché assemblata male, con tanti trequartisti che erano delle scommesse che era evidente che erano già perse. C'erano due squadre medio-alte, se non big, che potevano, che erano sul filo, o meglio, la Fiorentina era evidente da subito che si era già infilata in un tunnel. La Lazio, che sta un po' più sopra di noi, è sempre sul filo, cadere o non cadere. Restavano 4 squadre, l'Udinese, il Torino, il Cagliari e il Sassuolo, che secondo me si dovevano giocare quei 4 posti e magari adesso anche qualcosina di più. Torino, che è forse quella più forte, ma che è quella che ha più difficoltà ambientali, l'Udinese, che è quella più quadrata ma c'ha meno spunti, Cagliari e Sassuolo, che hanno più qualità individualmente, ma l'una è molto giovane, l'altra veniva comunque dalla Serie B. Ora il problema finora non è, diciamo, secondo me, stare tra il 12°, l'11° e il 10° posto. Il problema è restarci. Perché non c'è stato prima? Perché? Perché c'era sicuramente un percorso di crescita da fare, ma anche perché secondo me il Cagliari ha sottoperformato. Ha sottoperformato per tutta una serie di motivi. Forse ha avuto, secondo me, nei singoli un ruolo fondamentale dal punto di vista caratteriale. La ferocia che abbiamo visto nelle ultime 2 partite non l'abbiamo vista per quasi 3 mesi. La lucidità tattica di Fabio Pisacane, che abbiamo visto nelle ultime 2 partite, anzi io ci aggiungo anche la partita di Genova, nonostante la sconfitta, e l'ultima mezz'ora di Cremona, non l'avevamo ancora vista, o si era vista soltanto a tratti. Adesso occorre restare. Perché? Perché se tu vuoi restare in quella fascia, devi avere una continuità di risultati che finora il Cagliari non ha avuto, e che vedremo già nelle prossime partite. Però, come si dice, i mezzi ci sono, è evidente, il campionato già lo dice e il campionato già l'ha mostrato. Luca? Ma io sul discorso che dice appunto Giuseppe, io mi sono portato un po' avanti anche nella domanda che ho fatto a Pisacane, perché è ovvio che 2 vittorie consecutive, direi anche che sono andate al di sopra delle aspettative, perché comunque la vittoria contro la Juventus è stata una vittoria diversa rispetto alla sfida contro la Fiorentina. 2 vittorie che, come abbiamo ricordato, ha fatto salire il Cagliari a metà classifica, ma ora arriva il bello, nel senso che la prossima sfida è contro il Verona, poi il Cagliari andrà a Roma contro la squadra di Gasperini e poi in casa contro il Lecce. Quindi le prossime 2 partite all'Unipol Domus sono 2 scontri diretti. Il Cagliari, ricordiamo che non vince uno scontro diretto da settembre. Tra l'altro ricordiamo i vari pareggi, anche quelli, soprattutto quelli interni, contro il Pisa e contro il Genoa, dove hanno un po' lasciato l'amaro in bocca. E ora bisognerà capire, quindi ti chiedo questo Giuseppe, secondo te il Cagliari, rispetto alle partite precedenti, quindi al momento in cui giocava contro il Pisa, contro il Genoa, il pareggio di Cremona, ha un po' più di sicurezze, un po' più di certezze e magari crede un po' più nei suoi mezzi, perché è ovvio che potenzialmente il Cagliari può battere sia il Verona sia il Lecce in casa, però sono 2 trappoloni.
Sì, le trappole ci sono per tutti, anche noi siamo stati una trappola tremenda per la Fiorentina Assolutamente. sabato. Loro sono scesi in campo con negli occhi la vittoria di Bologna e obiettivamente hanno cannato la partita. Hai visto qual è la situazione ambientale? Hai toccato con mano perché la Fiorentina rischia e rischia tanto. E non può essere, c'ha i mezzi assolutamente per uscirne, ma non può essere esclusa dalla lotta per la lotta retrocessione. Il Cagliari è nella stessa situazione, il Cagliari c'ha i mezzi per poter affrontare bene queste due partite e anche la partita con la Roma, deve restare concentrato, deve restare in bolla, come si dice. Secondo me diventa decisivo per i ragazzi capire che questa è una grande opportunità per loro, che facendo bene in questa cosa gli si aprono delle prospettive non soltanto a Cagliari ma anche professionalmente in altre parti in altre squadre, in altre realtà. Perché? Perché si valuta tanto la capacità dei giocatori, non soltanto tecnica ma anche mentale, di stare nella partita e di stare nel campionato. Come fu per Barella tutti sapevano che era un gran giocatore. Quando Barella è entrato definitivamente in bolla dal punto di vista mentale, ha fatto il salto di qualità. Quindi se qualcuno vuole crescere e usare come trampolino il Cagliari, questo girone di ritorno è il momento per dimostrarlo. E a partire da queste partite. È importante per Pisacane perché noi abbiamo visto nelle ultime due partite un Cagliari che ha una sua identità. Non voglio entrare nella stucchevole polemica giochisti risultatisti, ma il Cagliari risultatista rende meglio di tutti. Lo abbiamo visto già a Como, perché il 4-5-1 lui l'ha inaugurato, eravamo io lì e Francesco a Como, l'abbiamo visto contro la Juventus, l'abbiamo visto contro la Fiorentina. E sinceramente un Cagliari che gioca come il Milan quando è venuta la Domus, a me non dispiace. E un Cagliari così, secondo me, diventa impossibile cioè diventa molto difficile da battere, non soltanto per le squadre più forti tecnicamente, come abbiamo visto, ma ancor più per le piccole. Poi li piazzi una o due ripartenze vere al Verona, soprattutto che è una squadra che tende a giocare, e la partita si può mettere in una determinata maniera. Ma la cosa importante, noi abbiamo visto troppo spesso, muovo questa critica a Pisacane in un momento in cui è difficile fargli delle critiche, abbiamo visto dei continui cambi, delle continue modifiche, delle continue ricerche di qualcosa che già c'è. Il Cagliari ha, secondo me, quell'identità che non è diversa dall'identità di inizio campionato, forse è più marcata. Ma contro la Fiorentina noi abbiamo giocato una partita simile a quella che abbiamo giocato, parlo della Fiorentina andata, simile a quella che abbiamo giocato al ritorno. Col Napoli abbiamo fatto un partitone difensivo, anche col Parma non abbiamo espresso un gran calcio. A Lecce identico, abbiamo fatto giocare spesso il Lecce e poi li abbiamo puniti in ripartenza. Se questa è l'identità che sta dimostrando il Cagliari di trovarsi meglio vestiti addosso. Continuiamo. Nei 3 mesi drammatici sono stati fatti troppi esperimenti e c'è stato da parte dei giocatori troppa leggerezza. Forse è il momento di prendere una via e portarla avanti. Non so da questo punto di vista come la pensate voi. Vai, Fra. Io No, poi ma devo tirarvi un paio di domande. il commento che hai messo in sovraimpressione prima, quello sul discorso del Cagliari Pisacane style, e l'ho scritto anche ieri nella mia analisi, è proprio quello. Io l'ho detto nel post partita di sabato, l'ho scritto ieri, lo ribadisco ora. Cioè, questo è quello che ci si aspettava da Pisacane, direi come punto di partenza, nel senso che questa era stata la forza di Pisacane l'anno scorso del suo Cagliari nel campionato primavera, che nel girone di ritorno, dopo il girone d'andata di assestamento, aveva iniziato a marciare, a volare incredibilmente. Mi pare una sola partita persa e i playoff sfuggiti soltanto per una questione di differenza a reti con il Milan. Pertanto il Cagliari doveva partire da questo. È curioso il fatto che ci siano volute 21 partite o 22 per arrivare a questo, no? Perché noi pensavamo che sarebbe stato il punto di partenza, invece diventa non un punto di arrivo, ma una tappa.
ecco, un passaggio a metà campionato abbondante. Io credo che la sfida, anche questo l'ho scritto, la sfida per questo Cagliari sarà quella di provare a giocare un po' di più, perché questa squadra ha fatto vedere di poterlo fare. Abbiamo parlato prima della prima ora di gioco a Genova, cioè l'ultima mezz'ora a Cremona, il primo tempo contro il Milan in casa, in qualche modo anche a Torino contro il Granata. Cioè è una squadra che comunque ha a disposizione dei giocatori che il pallone lo sanno toccare, lo sanno gestire, lo sanno utilizzare. Pensate solamente a quanto è migliorato il Cagliari in questo fondamentale da quando gioca Kilixoi titolare in attacco. Cioè è un giocatore a cui tu dai la palla e è raro che la perda, non che la tenga. Cioè è raro che perda quel pallone, anche e soprattutto quando è raddoppiato, triplicato, perché ha la capacità di gestire la palla nonostante la difficoltà. Ed è qualcosa che solo lui ha come caratteristiche. Ed è un altro dei motivi per cui io continuo a chiedermi: ma perché il Cagliari dovrebbe prendere un altro attaccante centrale? Dubbio. Comunque, vabbè. E a meno che non si decida di rinunciare a Borrelli, ma mi sembra molto strano, visto anche quanto Pisacane, quanto spazio gli ha dato per forza, ma anche non per forza, ma per scelta, nella prima parte di stagione. Quindi, tornando al discorso della sfida, dovrà cercare di mixare questa compattezza, questa solidità con una crescita e una costanza, soprattutto nel provare a giocare, ma non peraltro perché è lo stesso Pisacane che ci tiene. Quante volte ha detto e ha sottolineato l'importanza di aver portato nel suo staff lo spagnolo Gallego, no? Cioè un allenatore con una filosofia completamente diversa rispetto alla sua, chiamiamola di base, ok? E quella appunto della compattezza, del gioco all'italiana, gioco alla Mourinho. Tanto non è che stiamo insultando una persona, un modo di giocare perché è un po' difensivista, perché è difensivista come approccio, no? Cioè, non mi sembra un insulto, mi sembra qualcosa di assolutamente lecito. Ecco, una volta che il Cagliari riuscirà a mixare queste due capacità, secondo me il passo in avanti sarà evidente, ma soprattutto in un aspetto, cioè nel controllo della partita. Il Cagliari, per fare il salto in avanti, deve riuscire a essere in controllo, ok? Che sia in una fase di sofferenza, che sia una fase di gestione del pallone, come si è visto in altre situazioni. Perché l'anno scorso Pisacane ci ha vinto una Coppa Italia, è vero, in primavera, quello che volete, però ha fatto una rimonta. Una volta che ha trovato la formula giusta, aveva una difesa praticamente imperforabile, con 3 difensori centrali forti fisicamente, compatti e complementari tra loro, un super portiere per la categoria, ripartenze fulminanti sugli esterni e sulle punte, rapide e tecniche. Ecco, se ci pensate, in questo momento specifico, questo Cagliari assomiglia molto, anche nella tipologia di giocatori, alla primavera dell'anno scorso, ovviamente con un upgrade infinito, ci mancherebbe, però se andiamo ad analizzare strutturalmente la formazione, ricorda quel Cagliari, che tante soddisfazioni ha dato l'anno scorso a Pisacane e non soltanto. Grande portiere, era Iliev, ora è Caprile. Grande difesa a 3, Cogoni, Pintus, Franche, Zé Pedro, Mina, Luperto, con Rodriguez, adesso è arrivata anche Dossena in panchina. Sugli esterni, gente rapidissima, Palestra, punte rapide e tecniche, Vinci Guerra e Bolza nei 3P. Vai a vedere quest'anno Palestra, Esposito e Kilixoi. Cioè, alla fine poi è anche semplice, no? Il gioco del calcio. Stupisce, come dicevo prima, il fatto che per arrivare a quello che doveva essere probabilmente la base, questo Cagliari ci abbia impiegato diversi mesi. Però è anche normale, se ci pensate, perché un conto è dettare legge con i ventenni, altro è provare a farlo
tu da ventenne quasi, no? Cioè, perché sei tu il ventenne in uno spogliatoio come quello del Cagliari di Serie A, insomma, serve del tempo, quindi probabilmente anche per quello. Sì, sicuramente questo ha avuto la sua influenza. Quello che io sottolineo è questo. Mi sembra che il Cagliari adesso abbia una sua identità, sia arrivato a un suo punto di partenza, punto d'arrivo, questo lo vedremo. C'è un elemento che mi è molto piaciuto del tuo discorso, che è il controllo della gara. Perché? Perché è quello che io ho visto a Firenze. Cioè, il Cagliari era in controllo della gara, perché la Fiorentina si attaccava, gli è stato lasciato il possesso palla, la Fiorentina per carità le sue occasioni le ha create, ma le ha create come? Le ha create magari per un colpo tecnico come quello di Gudmundsson, per un'individualità, un graffio un'invenzione del giocatore forte, l'ha creata cercando di fare della pressione, ma non gli è mai stato permesso di avere dei tiri facili, di avere delle linee di passaggio facile. Pensiamo anche allo stesso gol di Brescianini. Lì è un po' è veramente ha trovato il momento magico, perché era completamente controllato. Un secondo prima a Ze Pedro e la palla non l'avrebbe mai presa. Il Cagliari controllava. Potevamo stare lì col cuore di Leonardo che aveva a fianco, che stava per rischiare di scoppiare, però poteva andare 15 minuti di recupero, e vedo difficile che il Cagliari anche di più che la Fiorentina segnasse. Sì, probabilmente anche di più. Aveva un suo assetto, aveva una solidità ed era in controllo pur non giocando palla. Così come io non l'ho vista soltanto alla televisione, mi è sembrato anche con la Juventus la stessa situazione. Una squadra in controllo, che sa quello che deve fare, che sa come affrontare, e che poi rischia anche di rifarti male, perché stavamo per fare il 3 con Borrelli. Con Borrelli, esatto. Il tema Borrelli che hai sollevato, io penso che invece una punta serva, e serva proprio per valorizzare Borrelli, magari mandandolo a giocare, perché lo sto vedendo più in difficoltà in questo ruolo di entro alla fine per tenere palla, per fare sportellate. Secondo me è un ragazzo che ha bisogno di giocare e di continuare a crescere, perché per carità sappiamo che tecnicamente deve crescere tantissimo, ma in quest'ultimo periodo gli ho visto perdere tantissime palle con degli errori tecnici a volte anche un po' imbarazzanti, che prima non faceva. Perché? Perché evidentemente è un ragazzo che ha bisogno di giocare partita dopo partita e e continuare a crescere. L'ho visto involuto, lo dicevo anche a Luca, cioè lo sto vedendo involuto rispetto alle prime giornate. Mi è piaciuto più prima. Perché? Perché secondo me è un ragazzo che è in una fase della sua carriera in cui più partite gioca meglio è. Questo utilizzo a partita in corso per 15-20 minuti lo gratifica sicuramente, perché gioca in Serie A, però ne sta limitando le potenzialità. Il problema è che tipo di punta prendi. Secondo me non è la punta giusta per fare questo il Cutrone di cui si sta parlando. Mia personalissima valutazione. Poi l'inserimento di un altro attaccante, anche ipotizzando, cosa che è una mia ipotesi, come sai bene non c'è nulla di tutto ciò sul tavolo del specifichiamolo sempre, perché poi no, guarda, ho sentito voi sono elucubrazioni, semplicemente ragionamenti. Se dovesse arrivare una punta di anche lo stesso Cutrone, gli equilibri rimangono questi che sono stati raggiunti. Chiriksoi può continuare a crescere, a lavorare, a fare il minutaggio che sta facendo, e lui invece sta crescendo partita dopo partita. Queste partite, queste ultime 5 partite, hanno dimostrato che il Cagliari, con gli ulteriori infortuni che sono arrivati dopo Fororuscio, anche De Jona, ha una rosa lunga. È una rosa forse più performante di quello che noi stessi ci immaginavamo. Ha dimostrato che ha raggiunto quei problemi che è inutile negarci. Ci sono stati dei problemi in un certo periodo della stagione nello spogliatoio. Sono stati superati. Perché mettere dentro qualcosa che possa influenzare nuovamente quell'equilibrio? Quindi starei molto attento. Io sono in una fase del calciomercato che mi fermerei qui, dico la verità, ma questo sono io, è una mia elucubrazione.
Anche perché, ripeto, stiamo vedendo una squadra che sta confermando quello che può fare, che sa fare, e stiamo vedendo una squadra che è più forte di tante altre. Se poi vogliamo sognare di arrivare in Champions League, tutti quanti i tifosi sappiano che non è che facendo la collezione di figurine si arriva per forza alle coppe europee o si va ulteriormente. Anche Si perché costruisce- l'ultima volta che è stato fatto le figurine non è andata benissimo, Esatto. Ma guarda la Questo- Fiorentina, nella Fiorentina ci sono tante figurine Sì. e stanno affondando. Certo. Stanno Certo, affondando. perché non hanno lo spirito giusto. Tra l'altro, giusto per chiudere anche il discorso polemiche post partita della Fiorentina e quant'altro, cioè la cosa che poi spiega anche l'incapacità di lettura di una piazza folle come quella di Firenze, ce l'hanno confermato, no? Anche gli amici fiorentini che sono venuti settimana scorsa qui a Buongiorno 131. La Fiorentina ha fatto la stessa identica partita che ha fatto il Cagliari a Firenze, loro l'hanno fatta a Bologna. Il Bologna che nel secondo tempo li ha subissati di azioni, palle dentro l'area, e la Fiorentina ha fatto esattamente la stessa partita che ha fatto il Cagliari, anche nelle perdite di tempo, nei falli tattici, adesso io dico, va bene tutto, va bene che non sai perdere, va bene che non hai la cultura di stare là sotto, perché sicuramente dopo tanti anni di Europa, tutto quello che volete, insomma, evidentemente a Firenze sono stati abituati appunto a mangiare soltanto chianina e non tinca, per tornare al discorso, però evidentemente se stai mangiando la tinca devi anche renderti conto di quello che probabilmente è anche il tuo potere d'acquisto, ecco, in quel momento. Quindi No, un ma- po' di umiltà e un po' soprattutto di equilibrio, no, nei giudizi, e non farebbero male, perché io sinceramente dopo sabato li vedo di nuovo male. Pensavo che effettivamente insomma questa gestione Vanoli, anche l'aiuto del mercato, potessero effettivamente anche farli risalire di nuovo in classifica e tutto. Credo che in generale soffriranno fino all'ultimo e se lo meritano. Mi dispiace perché ho tanti amici fiorentini, però in questo momento se lo meritano. Poi su Brescianini, io non c'ero, però la mia personale impressione dopo aver letto e riascoltato tutto è che sia anche caduto come un pollo in quella che è stata Esatto, proprio quella che è a stata pieno. la provocazione fatta volutamente da un collega che voleva soltanto il trucido. E quindi Creare la polemica. c'è cascato proprio con tutte le scarpe, quindi non credo che la colpa lì sia totalmente di Brescianini, anzi, io credo che la colpa è al 10% del giocatore che non ha avuto la lucidità di capire, di leggere la provocazione, e quindi poi adesso tutti ce l'hanno con Brescianini, dovete prendervela con chi ha portato poi Brescianini a Chi ha quello. creato la situazione dillo più- adatta. Poi voi c'eravate, quindi Esatto, io infatti. vi taccio. L'obiettivo già Guarda. da quando eravamo su in tribuna stampa era quello. Anche con i L'abbiamo dialoghi, ti ricordi, Assolutamente. con il pubblico che c'era l'incontro fra una parte, bisogna sottolinearlo, perché ci sono due tribune stampa a Firenze. Quella di destra che è molto più istituzionale, in cui c'è grande attenzione e che è molto preoccupata e sta analizzando la situazione fiorentina con grande attenzione sotto la lente di ingrandimento, con grande rigore. E poi c'è l'altra parte. Ecco, gli Aizza Popolo erano scatenati. Noi abbiamo visto colleghi che si alzavano in tribuna stampa, colleghi che gridavano a Solomon: devi fare questo, devi fare quest'altro. Abbiamo visto delle cose un po' così. Relativamente alla situazione fiorentina aggiungerei un altro elemento. Mi sembra che l'hai scritto anche tu nel tuo pezzo, Francesco. Vanoli, le dichiarazioni di Vanoli. Quando Vanoli dice con le squadre che ci stanno sotto, forse Vanoli dovrebbe capire che è lui sotto. E infatti questa qua non l'ha detta in diretta. Io stavo per dire, veramente non è proprio così, perché il Cagliari era sopra anche prima della gara, però sai, non è che volessi fare il puntiglioso, però lì secondo me non ha ben capito la situazione. Secondo me su quello, perché l'ho vista da vicino, ci sono due parti: chi realmente si rende conto della situazione, senza fare nomi, comunque giornalisti navigati che hanno capito da subito, già dall'andata, qual era la situazione, e chi invece ha cercato comunque di creare l'alibi sminuendo
la gara che ha fatto il Cagliari come colpevole della sconfitta della Fiorentina. E non è proprio così. Punti di vista, ok, ognuno vede dalla sua parte, però in maniera oggettiva non è andata così Fiorentina-Cagliari. Non è che la Fiorentina ha perso perché il Cagliari ha perso tempo, anche perché, e apro e chiudo, io me lo ricordo Brescianini in quel famoso Cagliari-Frosinone 4-3, quando il Frosinone stava vincendo 2-3-0, come era la situazione già dal primo tempo. Quindi sono cose che succedono normalmente, e fare questa come motivazione della sconfitta della Fiorentina, beh, io mi aspetto qualcosa di meglio da chi fa questo lavoro. E la Se chiudo. non segni, poi alla fine nel calcio è molto No. semplice perdere. Cioè puoi avere anche 794 occasioni, ma se ne segni uno e l'avversario ne segna due, cioè c'è poco da... Non so come la pensi. Il secondo... Giuseppe, hai ancora tempo o ci devi lasciare? Sì, ancora qualche minuto Ci ce l'ho. sei. Dai, giusto per far salutare anche l'esimio e l'ottimo Ivan Paone. Ciao, Ben trovato, ciao. caro Ciao, Ivan. Ivan. Hai Come capito? stai? Ho un minutino, non di più, vorrei sapere che cazzo ci avrà da fare adesso. Bah. Ci avrei da postarmi 6 pagine. Devo iniziare a ragionare su... Tu ormai è giusto te ne sei lunedì. dimenticato, È giusto che lunedì sei oggi. di sintonia Lunedì è sempre della la giornataccia. professione. Come stai, Ivan? Molto bene, grazie. Voi? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. Sono contento che Luca poi ha visitato la sua seconda città, ovvero Pisa, se ho capito bene. Cioè, della serie... Guarda, è stato fantastico perché mi sveglio, vedo Luca che mette il post che stavano venendo a Pisa, qui è iniziato a piovere. Ecco Sono qua. portato io. Una coazione, il giorno prima Sono c'era il sole, portato. si è portato la tempesta da Cagliari, proprio, cioè, Sì, sì. è stato spaventoso. E comunque È no, a così. Pisa c'è solo passato, non l'abbiamo accettato, non c'è il passo. Esatto, è stato il passaggio Espulsione in Ha esterna. immediata. spiegato su Livorno. In esterna. Ivan, come commentiamo questa vittoria del Cagliari contro la Fiorentina? È una vittoria molto importante, questa è una banalità, ottenuta con lo stesso sistema di quella con la Juventus, una difesa attenta, il contropiede pronto a scattare. Rispetto alla partita con la Juventus il Cagliari è costruito però di più, perché intanto ha fatto 2 gol, e ne ha sfiorate altre 2, uno con Chiriksoi e uno con Borrelli proprio nel finale. Una grande prova di squadra, ha giocato come nelle possibilità del Cagliari, quindi con grande attenzione, sfruttando le sue armi. Certo, con il Verona assisteremo a un tema tattico diverso, ma il campionato è così, con certe squadre bisogna giocare con una certa strategia, per usare un termine caro a Pisacane, con altre squadre bisognerà studiare altre strategie. Bisognerà vedere il Cagliari cosa saprà fare quando dovrà avere in mano il pallino del gioco, parlo del Verona evidentemente, a meno che la situazione di classifica non induca Pisacane a un atteggiamento prudente anche contro la, mi pare, penultima in classifica, Sì. vedendo, perché chi ha bisogno della vittoria in questo momento è il Verona e non il Cagliari. Sarà interessante vedere il tema tattico della partita. Ecco, domanda per entrambi, faccio prima a Giuseppe visto che ha pochi minuti ancora con noi, quanto ti preoccupa questa partita di sabato? Cioè quanto è il famoso trappolone? Io ieri l'ho definito così nel mio pezzo, perché effettivamente ha tutte le caratteristiche della trappola, perché Verona penultimo, Verona che ha appena ceduto il suo giocatore migliore del girone d'andata, ovvero Giovane al Napoli, ha tutte le caratteristiche veramente per essere l'inciampo perfetto. A me preoccupa più per quelle che possono essere le reazioni dell'ambiente ad un eventuale stop che il percorso di crescita della squadra. Secondo me servirà più che il risultato la prestazione, vedere una prestazione di un certo tipo. E con prestazioni di un certo tipo, come ho detto prima, sicuramente Ivan non mi sentiva. Io vorrei vedere un Cagliari come quello che ho visto in queste 2 partite. Vorrei vedere un Cagliari col blocco basso, che ti fa giocare e che poi riattacca. Giocare in questa maniera anche con le piccole è possibile, e io voglio vedere il Verona piuttosto che il Pisa, piuttosto che il Lecce, piuttosto che il Parma superare la difesa del Cagliari e non prendere una ripartenza da questa squadra.
forse un gioco brutto, forse un gioco che non piace. Vorrei vedere un Cagliari sabato sera, così come si è presentato il Milan a Cagliari. Voi giocate, poi vi punisco io. Perché in quel modo il Cagliari, ripeto, l'ha fatto vedere a Como, l'ha fatto vedere contro la Juventus, l'ha fatto vedere con la Fiorentina, è più forte. Mi sembra il suo vestito tattico. Perché? Perché col blocco basso, difensori che comunque hanno grande qualità ma non la velocità, non perdono l'uomo. Perché? Perché questo esalta un giocatore come Palestra sulla destra, lo esalta proprio, cioè l'abbiamo visto, è stato fenomenale sabato al Franchi. Valorizza Chiliksoi, che come giustamente hai detto tu prima, ogni volta che gli dai palla la metti in cassaforte. Dà la possibilità anche a un giocatore come Mazzitelli di fare 2 fasi nel migliore dei modi. Ha Esposito di essere il regista avanzato, la mente avanzata della squadra. Io ieri ho visto una squadra, sabato ho visto una squadra ben messa in campo, che sotto certi punti ha confermato e ha impressionato rispetto a Como. Perché non giocare anche quella partita così? Ivan? Ma io vorrei rispondere, ma mi sa che è finito il tempo, visto l'intervento di Giuseppe. Ne abbiamo, Allora, non ti preoccupare. Non ti lo preoccupare. sapete che scherzo, ma intanto Francesco, volevo congratularmi con te per il termine trappolone originale, non l'avevo mai sentito. L'ho preso da un tuo articolo, scusa, io mi ispiro a te e tu poi non ti cito più, Ivan, dopo questo non ti cito più, mi spiace, guarderò altrove. Allora, io credo sia un problema di mentalità. Pisacane ha evitato accuratamente di rispondermi nell'ultima conferenza stampa, quando io vi facevo notare che contro le grandi squadre, intanto il Cagliari ha battuto Roma e Juventus, sono 2 grandi, e anche con le altre grandi, pur perdendo, è sempre rimasto in partita, avendo un approccio alla gara importante, molto concentrato, molto determinato. La stessa determinazione che non ho visto quando ho affrontato le pari grado, perché non dimentichiamo che all'andata a Verona il Cagliari per un'ora e forse anche 1 ora e 10 di partita ha preso una bambola mai vista, poi l'ha raddrizzata in maniera miracolosa. A Cremona è successo lo stesso, col Sassuolo in casa e col Genoa le cose non sono andate bene, quindi io credo che la squadra di Pisacane debba compiere un salto di qualità nell'approccio alla partita quando affronta delle gare teoricamente alla sua portata, quindi è solo un problema di approccio secondo me. Poi la ricetta di Giuseppe può essere giusta, lo dicevo anch'io prima, e chi ha necessità di vincere è il Verona, non il Cagliari, quindi attendere, avere un atteggiamento prudente, vedere che cosa succede, potrebbe essere una strategia vincente. Luca, c'è una domanda, l'ultima, che Sì, prima di salutare infatti. Giuseppe possiamo sottoporre entrambi. Allora, rispetto alle altre che lottano per retrocedere, il Cagliari con la palla al piede è molto meglio. Come si può usare questo a nostro vantaggio senza che finisca come a Genova? Giuseppe, la Ivan? giro a te. Ma chi l'ha fatta questa domanda? Un utente, Giuseppe, un nostro utente. e poi a te. non riesce, cioè un ascoltatore, ok. Sì. Sì. Vai Giuseppe. Molto semplicemente, guarda, non prendendo gol, essendo più attenti dietro, alla lunga secondo me quella migliore qualità tecnica emerge. Ritorniamo anche al discorso iniziale quando facevo che era evidente che il Cagliari già a inizio campionato, in base a quello che si vedeva in campo, è destinato a fare un campionato di metà classifica, e se non lo fa è per lui una colpa. C'è una migliore qualità tecnica rispetto agli altri, c'hai un limite che è quello di prendere dei gol, spesso e volentieri molto facilmente, per ragioni caratteriali, per errori dei singoli, per dimenticanze, per svagatezze, perché ti distrai, perché forse giochi un po' troppo alto e non te lo puoi permettere, per le caratteristiche dei tuoi giocatori, ecco. Lo valorizzi se non fai gli errori che abbiamo visto tante volte ripetuti in passato. Colgo l'occasione, vi saluto signori, vado a leggermi il Paone che mi consente. Ancora non l'hai letto, Sì, perché io poi lo voglio leggere di rosso. carta, voglio aprirmi la mazzetta digitale, no? Che poi veramente, cioè, io vado lì e c'è il Corriere dello Sport e leggo il suo articolo, era tutti i giorni. Beh, giustamente, cioè, è il giusto quotidiano. Grazie. È giusto così, Vabbè, il caffè è pagato quando verrai a Cagliari. Va bene.
Giuseppe, grazie. In Ciao, realtà è uno Giuseppe. sketch che abbiamo preparato prima, Francesco. Tu non lo sapevi. Ecco. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Grazie Giuseppe Boi. Grazie Ciao, a te, Giuseppe. Giuseppe. Buon lavoro, un Ciao, abbraccio. Giuseppe. Grazie tanto. Ciao ciao. Ivan, anche a te la stessa domanda. Allora, il Cagliari, quando la sua area è affollata, si difende bene, perché ha due difensori centrali non velocissimi come Mina e Luperto, che però negli spazi stretti sono bravissimi, soprattutto Mina, in virtù anche del suo fisico, della sua prestanza fisica. Quindi è fondamentale che il Cagliari rimanga bello compatto in fase difensiva. Non può permettersi giocate in campo aperto perché soffre. E poi evidentemente la qualità tecnica se il Pisacane mette in campo i giocatori tecnici. Certo che contemporaneamente in campo Gaetano, Esposito, Chilixoi, Palestra, ecco già il palleggio del Cagliari è migliore e più efficace, e quindi io credo che la mossa di Gaetano spostato in cabina di regia sia una di quelle che ha consentito per il momento a Pisacane di trovare l'equilibrio della squadra, che ha cercato lungamente, insistendo con Prati e poi arrendendosi quando ha capito che questo ragazzo, che comunque ha fatto intravedere delle potenzialità, però probabilmente ha bisogno di situazioni diverse. Intendo anche una squadra diversa, perché non riesce a emergere come dovrebbe e come potrebbe. Esatto. C'è un'altra domanda, un altro tema che effettivamente sta tornando un po', l'ho letto diverse volte anche nei commenti del post partita, che è quello legato al discorso infortuni e poi recuperi e anche a nuovi ingressi sul mercato. Nel senso, l'impressione è stata quella anche nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, che Pisacane sia stato, tra virgolette, favorito anche dall'assenza di tanti giocatori negli stessi ruoli. In che senso? Non dover fare troppe scelte, no? E non avere un'abbondanza tale che poi rischia di essere un problema a livello di gestione di rapporti. Come la vedi tu in questo? Guarda, Cellino diceva quando si avvicinava una partita col Cagliari con tanti assenti, diceva meglio così l'allenatore non sbaglia. Quindi il pragmatismo. sì. Quindi non hai tutti i torti. Allora, secondo me l'errore che ha commesso Pisacane nella prima parte del campionato è stata quella di non aver individuato un 11 di base. Troppi cambi, troppe meteore, troppi inserimenti così azzardati. A me spiace tornare sempre sullo stesso argomento, però l'Iteta, mandato in campo in una sfida a salvezza in un momento delicato del campionato, come Verona-Cagliari, e poi sostituito dopo 45 minuti, e domenica scorsa, sabato scorso, è andato a giocare con la Primavera. Ecco, quindi secondo me la tua lettura è un po' maliziosa, però non priva No, non di è la mia, io l'ho solo Era un po' dei letta commenti, in diversi vari commenti, commenti. però ho visto che tornava, quindi mi sembrava comunque vabbè, un prima tema... lanci il sasso, poi nascondi la mano. No, sono stati altri, va bene. Non è così. È Non stato- è è stato- così, non è così, non è così. È una lettura maliziosa, ma non priva di fondamento. Adesso sembra, per la prima volta, Pisacane ha schierato lo stesso 11 iniziale, giusto? Esatto, Juventus. contro Juve e Fiorentina, identico. Esatto, io credo che un'idea base fissa, ferma, la squadra debba averla. Poi i cambi ci stanno in base a infortuni, squalifiche e scadimenti di forma. È evidente che se si restringe la rosa in cui scegliere è meno facile sbagliare, questo è evidente, però io credo che Pisacane abbia le capacità per non sbagliare anche in presenza dell'intera rosa. Esatto. L'importante è che adesso stabilisca un minimo di gerarchie, che più o meno adesso ci sono. Io credo che con il rientro di Fononuscio e Deiola, ma insomma, uno fra Mazzitelli e Adopo, o forse tutte e due, probabilmente sono destinati a fare un po' di panchina.
Sì, soprattutto se dovesse Ci sta. uscire Prati, poi se ci pensate, no? Il rientro di De Jong e Foloruncio, che di fatto poi sono due titolari di questo Cagliari, Certo. magari permetterebbe a Mazzitelli di poter giocare centrale e dare un po' di respiro a Gaetano, e dall'altra parte anche di dare un po' di respiro ad Adopo, che è vero che Pisacane lo ha sempre tenuto come imprescindibile nel suo Cagliari, ma è anche vero che non è che avesse tutte queste alternative fin qui. Cioè, ora è arrivato Sulemana, che serve per quello anche, no? Per dare un po' di Esatto. respiro sia ad Adopo che a De Iola, perché poi Adopo anche a Firenze ha fatto un'ottima partita, ci mancherebbe. Però, cioè, poi può capitare il raffreddore o insomma il fastidio, l'abbiamo visto, capita un po' a tutti, per cui può capitare anche a lui. Ora, finalmente, il Cagliari ha anche delle alternative, soprattutto quando tra un paio di settimane rientreranno a pieno titolo De Jong e Foloruncio, che insomma da una parte sono mancati Ivan a questo Cagliari nelle scorse settimane, però è anche vero che Pisacane forse è stato bravo anche a ridisegnare il Cagliari alla luce di queste assenze, perché poi ora ha trovato quell'equilibrio che prima non aveva. Sì, ma infatti come dicevo prima, poi la mossa di Gaetano è stata decisiva perché Gaetano garantisce palleggio, anche se sia con la Juve che con la Fiorentina in fase di costruzione del gioco, non è che abbia fatto moltissimo per via del tema tattico della partita, però è stato sorprendente dal punto di vista dello schermo davanti alla difesa, ha vinto tantissimi contrasti, recupera palloni, si è calato perfettamente nel ruolo. È chiaro, abbiamo scomodato l'esempio di Pirlo, naturalmente stiamo parlando di un altro livello, però Certo. anche Pirlo, che è stato un finissimo ricavatore di gioco, ma guardate, poi analizzando le partite di Pirlo, guardate che superarlo era veramente complicato, come Sì, sì. è complicato superare Modric, che non ha tutta questa fisicità e non ha neanche 22 anni, perché ne ha 40, 38, quanti ne ha. Però è il senso della posizione, la capacità di stare nel posto giusto dove si sta sviluppando un pericolo. E questo Gaetano è stato sorprendente sotto questo punto di vista. Con Gaetano e con una dopo e con Mazzitelli che ha anche una buona fisicità, Mazzitelli, oltre che avere tempi di Sì. gioco, capacità di giocare centrali, quindi di fare il play, però ha trovato l'assetto giusto. Però è chiaro che De Iola dà molto, ha dato molto al Cagliari e Foloruscio ha quegli inserimenti che Mazzitelli e Adopo hanno meno. Sono inserimenti importanti per sostenere la manovra d'attacco. Però con tutti questi giocatori adesso ha una buona varietà Pisacane per fare le scelte migliori. Sì, E sono d'accordo. Quando Poi- rientreranno i due, perché noi eh, non abbiamo tempi di rientro di De Jong e Foloruscio ancora. Credo che ci vorrà entro almeno... febbraio dovrebbero appunto. ritornare. Entro febbraio, Sì, perché comunque metà sì, febbraio dovrebbe più o essere, meno. la prima metà di febbraio. Ma aggiungo anche una Giorno più, cosa giorno meno. su questo, il fatto che comunque ritorneranno De Jong e Foloruncio è arrivato Sulemana, dà anche la possibilità di tenere sempre alta la gara, perché una delle problematiche, al di là degli errori in difesa che negli ultimi due non si sono visti, infatti si è visto anche il risultato, il fatto dell'intensità. Quante volte si è detto il Cagliari ha iniziato bene e poi è venuto meno, oppure ha iniziato un approccio sbagliato, poi sono arrivati i cambi, qualche volta hanno funzionato e qualche volta non hanno funzionato. È ovvio che con De Jong e Foloruncio e già i centrocampisti citati è un bel centrocampo che può essere su di giri per 90 minuti, perché una delle critiche era appunto il fatto che il Cagliari o partiva troppo tardi o si spegneva troppo presto. Ora con le alternative hai la possibilità di essere intenso, non dico per 90, ma almeno 80 minuti sì. E a quel punto magari un altro tipo di gara, o no? Sì, guarda, Allegri, io la lezione che ho imparato da Allegri, quando aveva tutta la rosa a disposizione, non schierava mai tutti i migliori, perché diceva almeno uno o due cambi devono essere in grado di modificare la partita e quindi devono essere cambi pesanti, importanti, perché altrimenti se devi dare un impulso in più non ce la fai. E quindi sotto questo profilo avere due cambi importanti è utilissimo per mantenere il ritmo adeguato alla partita. Sì, poi aggiungo sul discorso di Gaetano, prima di cambiare tema,
avere un giocatore con le sue capacità tecniche in quella posizione aiuta tutti, perché comunque hai un giocatore che è in grado di gestire il pallone anche nella difficoltà e libera, no? Toglie un po' di pressione sia alla difesa che alle mezze ali. Ovviamente non voglio fare lo stesso paragone perché fisicamente tutto giocatori diversi, però ci ricordiamo anche il Cagliari con Daniele Conti in quella posizione. Tu sapevi, cioè le mezze ali, il terzino, il centrale, sapevano che dando la palla a Conti, la palla non era mai persa, no? Perché comunque qualcosa te la toglieva fuori, che potesse essere il passaggio per togliere pressione, il lancio lungo per lanciare l'attaccante e tutto. Probabilmente anche con Gaetano in questo momento la difesa e lo stesso attacco sa di poter avere effettivamente quel giocatore in grado di pulire, ecco, tanti palloni in quella zona di campo. Ivan, mercato, perché siamo quasi in chiusura, uno dei temi di oggi è sicuramente l'arrivo a Cagliari di Agustino Albarracin. Vediamo le immagini dal sito di Gianluca, anzi dalla pagina Twitter di Gianluca Di Marzio, il giocatore uruguaiano che è arrivato a Roma, Villa Stuart, che sta effettuando le visite mediche, dovrebbe arrivare nel pomeriggio a Cagliari per poi aggiungersi alla rosa di Pisacane. Ti piace questo acquisto? Come logica, ovviamente. Ma prima dobbiamo vederlo, io non conoscevo l'esistenza di questo giocatore. La logica credo sia più quella di avere un giocatore di prospettiva. Mi pare di capire sia un trequartista, una seconda punta, qualcosa del genere. Sì, Vabbè, un giocatore duttile lì davanti. Può fare Ha anche giocato all'esterno, anche volendo. punta centrale, ha giocato, però chiaramente è più per i ruoli dietro. Sì, mi sembra un po' affollato il reparto là davanti, se vi posso dire la mia. Perché fra Esposito, Chiliksoi, che a questo punto credo che verrà riscattato se continuasse così, sarebbe inevitabile. Borrelli, sì. Il problema poi nasce con la posizione di Belotti a fine campionato. Ecco, questo secondo me è il grande punto interrogativo, perché Belotti aveva dato grandi segnali prima che si infortunasse e adesso il punto è riscattarlo e prolungargli almeno il contratto. Però se tu prendi un giocatore giovane che vuoi lanciare, insomma, non lo puoi chiudere con Belotti, considerando che Chiliksoi è destinato a fare il centravanti titolare. Certo. Quindi io, ragionando in prospettiva del prossimo anno, direi Chiliksoi, Esposito, Albarracete, no, come si chiama? Barracin. Sarebbero 3 per 2 maglie, in buona sostanza. Sarebbero così. Poi devi decidere fra Borrelli e Belotti chi tenere. Domanda, Luca, ci sono due domande, quella di Alessandro e quella di Nicola, che in realtà sono più o meno lo stesso tema, cioè il discorso Luvumbo-Cutrone, no? Per capire un po' Ivan anche come la pensa su questo tema. Fagliele però, perché se no... no, aspetta, adesso provo la prima. Non si parla mai della condizione... Era perso, scusalo Ivan. Scusate un attimino. Allora, soprattutto ha senso dare il Luvumbo che comunque genera scompiglio con la sua velocità per Cutrone. Si parla tanto di questo scambio potenziale Luvumbo-Cutrone, tu come la vedi, Ivan? Allora, Cutrone è una seconda punta, a mio avviso. Non a mio avviso, ha sempre giocato seconda punta con un centravanti. È un ruolo che nel Cagliari al momento non è previsto, perché il Cagliari gioca con 2 esterni. Oddio, è che il Cagliari è un po' ibrido, perché gioca con Palestra a destra, Esposito un po' a sinistra, che però si accentra. Addirittura Esposito ha giocato a centrocampo a Firenze, perché andava addirittura in marcatura, quindi è un po' ibrido. Luvumbo è una buona alternativa a Palestra. E anche Esposito, casomai non giocasse Esposito, però Luvumbo è un esterno, sono 2 giocatori diversi, quindi io il cambio non lo farei, devo essere sincero, perché ho paura che Cutrone voglia venire per giocare. Non è facile, insomma, non è che viene a far panchina a Cagliari, perché allora al posto di chi lo facciamo potrebbe essere giocare? potrebbe essere un problema. Questo è il discorso. Infatti non è così scontato. Sicuramente
il Cagliari andrebbe ad avvantaggiarsi portando Cutrone e non Luvumbo. Ci sono anche degli equilibri da tenere integri, perché sappiamo chi insomma non fa che un giocare attimo Esposito, lascia in chi non panchina. fa giocare Chirixo e poi O arriviamo... Palestra, oppure Palestra, dai, è ovvio che appunto, là davanti allora o prendi Cutrone e dai via Palestra, prendendo prossimo dei anno. soldi, allora dico, vabbè, Adesso, ma vabbè, io penso se però oggi siamo io 26 spero di no. gennaio. Spero proprio Poi di no. può succedere di tutto, attenzione, però Eh. oggi 26 gennaio, manca una settimana, non so cosa può succedere in questa settimana, però mi Sì, auguro di Stefano no. che dice quanti ne ha il Bologna, però il Bologna sta giocando ancora in Europa e in Coppa Italia. Esatto. Il Cagliari c'ha Io ho solo il la campionato, sensazione quindi... che il calciomercato del Cagliari sia chiuso. In entrata credo che sia chiuso. Con la Se barra non si me- Io chiude. sinceramente sono d'accordo potrebbe con essere la Ivan. cessione di Prati e basta. E Di Pardo, non so, Di Pardo è già andato. Non ancora, ma Non a ancora. breve. A breve andrà. Sì, anch'io la penso come te, Ivan. Penso che di fatto, tolto Di Pardo, Prati, se dovesse arrivare l'offerta seria, e poi Luvumbo, anche Cutrone. Cioè io non mi stupirei se Luvumbo andasse a giocare senza che poi arrivasse Cutrone, perché insomma, con l'arrivo di Albarracin, secondo me poi l'attacco Così sarebbe... ti accorci un po', però sta convocando 3P e quindi può darsi che 3P possa fare... Che oggi dovrebbe serenamente- giocare con la Primavera, tra l'altro 3P, dovrebbe giocare con la Primavera con il Sassuolo insieme a Pintus, insomma. Però insomma, fondamentalmente questo è un po' il discorso. Più che altro perché anch'io, Ivan, ho le tue stesse perplessità, cioè cosa viene a fare Cutrone a Cagliari? Allora, se come ha detto Giuseppe prima, dai Borrelli a giocare in Serie B, ok, allora ci sta, cioè, esce un ma io di giocatore, Borrelli non mi però io mi di sembra Borrelli- molto strano. No, no? non ti puoi privare di Borrelli, cioè di un centravanti di peso, considerando che Pavoletti, a cui tutti vogliamo bene, naturalmente, per quello che ha dato, per la sua professionalità e per la sua personalità, però Pavoletti è più un capitano non giocatore a questo momento, no? Quindi non ti puoi privare di un centravanti di struttura che ti è utile, e anche a Firenze abbiamo visto quanto è stato utile, anche se non ha approcciato benissimo, però col trascorrere dei minuti poi è migliorato, ha difeso palloni importanti, Ha preso che punizioni, ha sì, sfiorato un gol con una A me gli giocata. manca il gol, ragazzi. Se il Borrelli gol segnasse un gliel'ha altro tolto gol, De Gea. De Perché Gea lì ha era fatto anche un altro gol miracolo. migliorerebbe anche, cioè nel Borrelli senso qui, avrebbe l'errore che ha gusti in fatto più. Borrelli a Firenze è stato quello di cercare il contatto fisico e la punizione, però l'arbitro faceva correre, e quando lui ha capito che non era arbitro da un fischietto facile, ha iniziato più a non cercare il fallo, più a difendere il pallone, e infatti proprio nei minuti finali è stato più efficace, andando anche vicino al gol. Però io di Borrelli non mi priverei mai, Anche perché io. Cutrone non ha quelle caratteristiche e Pavoletti non dà le garanzie di tenuta fisica di Borrelli. Sì. No, ma infatti se l'attacco resta questo, è chiaro che anche secondo me non serve un altro attaccante. Bisognerà scoprire questo Albarracin e vedremo un po'. Su Nicolussi Caviglia, perché vedo che sono diverse domande su di lui. Secondo me anche lì è un discorso che dipende dalla eventuale uscita di Prati, perché magari se Prati dovesse uscire l'ultimo giorno, magari allora il Cagliari potrebbe anche provare a portare Nicolussi Caviglia, ma non è Però una posso priorità. dire, la Fiorentina Non è non una lo vede priorità. più come in uscita, ma lo vede come alternativa a Fagioli, perché ormai Fagioli in quel ruolo e Nicolussi Caviglia è la prima alternativa, quindi non è più come prima, che non era all'interno del progetto, è un'alternativa. Però A quanto so io, Nicolussi Caviglia era una pista più che percorribile. Certo. Il Cagliari non ufficialmente diceva però cerchiamo qualcosa di meglio. Ora il problema è che Pisacani qualcosa di meglio l'ha trovata in casa, che è Gaetano, ma Nicolussi Caviglia al posto di chi gioca, scusate? No, ma infatti anche in quel caso sarebbe un'altra è lo stesso alternativa. Certo. Cioè Nicolussi Caviglia, scuola Juventus, viene alla Fiorentina, che adesso sarà anche derelita, ma è una squadra importante del calcio italiano, si trasferisce in una squadra, fra virgolette, di rango inferiore per fare il titolare. Se arriva qui e deve fare il vice di Gaetano, io non lo vedo. Cioè vedo per quello che Mastichelli in quel infatti ruolo.
dicevamo se dovesse uscire Pratti soprattutto, soltanto Sì. se dovesse uscire Pratti Ma- e se Pratti venisse pagato quanto il Cagliari vuole, perché poi il discorso Sì, è anche certo, quello. no, Perché Perché quello- Pratti Pra- di base non è che il Cagliari lo vuole cedere, cioè, sgombriamo no, anche infatti, ha il campo dai investito. dubbi. Anche perché Cioè, non è che stiamo parlando di un giocatore mediocre, stiamo appunto. parlando di un giocatore che probabilmente dal punto di vista della personalità deve ancora crescere, deve imparare qual è il ruolo di play, deve imparare ancora, però non dimentichiamo qualche partita buona l'ha fatta. Certo, È certo, stato certo, bravo, certo. quindi cioè, se mi paghi posso anche cederlo, se non mi paghi me lo tengo e cerco di costruirlo pian piano. Certo, ma poi vi dico anche di più, magari anche lui con due mezze ali, cioè come sta giocando il Cagliari in queste partite, con due mezze ali di fisico, comunque di corsa, di tanta densità, cioè magari anche Prati ti faceva le stesse partite di la stessa prestazione di Gaetano contro Juventus e Fiorentina. Chiaramente non avremo mai la riprova, visto che non le ha giocate, però ecco, cioè, a livello di ragionamento potrebbe tranquillamente essere anche così. Va bene, Ivan, grazie come sempre per essere stato Grazie a con voi. noi. Ma è già Sabato? finito, solo un'ora e un quarto di diretta. Sì, perché Luca c'ha un sacco di impegni oggi, quindi capito? Allora, Agenda piena. appena rientrato da Firenze, Nel frattempo, capito? come hai citato Luca, è iniziato È iniziato a a Sta a piovere, vero? piovere. Mamma Bene, mia! via. Ti stai Vabbè, facendo una bella fama. Ma è incredibile. Esatto. Ivan. Potresti lucrarci su questa cosa comunque. Attenzione. In tempi di siccità non è così Non male. lucro. Va bene, Ivan, un piacere, grazie. Grazie, Ci Ivan, vediamo grazie presto. mille. Un abbraccio forte. Buona giornata. Ciao. Ciao Ivan. Ciao. Eccoci qua. Si è fatta anche la fama di portapioggia, Vabbè, hai visto? incredibile. In 3 giorni, è cambiato il mondo in 3 giorni. E tu che Guarda, pensavi che la prossima volta fosse, ci penso. pensavi che il peggio fosse E tu pensavi che essere preso invece- in giro, sui No, tuoi va pasti. bene, assolutamente. Va benissimo, guarda. Non c'è assolutamente problema. Dimmi una cosa, questo cos'era che non l'ho ancora capito? No, però? ancora, no, è finita E siamo la in chiusura. puntata, no, Questo è- cos'era? Questa era Non l'ho ricotta, capito. ricotta con miele sopra, ed era qualcosa di pazzesco. Perché Poi, se giustamente ci puoi uno va a mangiare credere, ricotta e miele a Firenze. Ma era ma il mi piacciono- dolce, era il mi dolce, piacciono le tue ma era il scelte dolce. gastronomiche meravigliose. Allora, fermo. meravigliose. Partiamo da Sì. un presupposto. Io ho zero di cultura gastronomica, ok? Zero. E non mi vergogno a dirlo. No, Seguo no. altro. A livello gastronomico io devo solo cibarmi per sopravvivere. Non ho questa cultura. Ancora questa cosa. Però Basta- questa non va. basta anche Questo è un colpo questa- basso. questa E questo te poca l'abbiamo erba mandata per solo alla cibarmi. fine. Perché era già morsicata queste cose qua. Ma non Sì, era così. Coso. Ma io te l'ho Mamma mandata in mia. privato per non. No, va detto una cosa, la nota spesa non lievita, perché finché prende No, queste cose sicuramente non lievita la no, nota spesa. anzi, guarda, non vi preoccupate, anzi, non mi anzi. pare che sia vero, Bisogna da dire che questo punto di tutti gli vista. inviati di 131 Esatto. sono bravissimi, me compreso, perché Beh, voleva- quando andiamo in trasferta ci limitiamo e se poi ognuno vuole qualcosa di più non lo mette in nota spesa. Ecco, tanto per capirci. esatto, Quindi certo, siamo ci persone, mancherebbe. anche perché dinero ci indesti, quindi da quel punto di vista bisogna risparmiare su dove si può. Ma infatti Marco dice si è tenuto leggero prima della partita, Conoscendo ma ci la mancherebbe situazione, altrimenti altro. lascia perdere. Ma certo, perché questo è un piatto leggero, tipicamente leggero. Proprio De Pires è una cosa leggera questo piatto. Mamma mia! Però tu Guarda, allora ragiona tutta su quella questo carne, e poi la immagino il chiudiamo. reflusso a fine partita, No, sinceramente. no. Abbiamo preso un antipasto in due, un primo e un dolce in due. Quindi Sì, pronti per la parità, perfetti. certo. Questo era buono? Questa c'è l'offerta a fine pasto. Così mi ha detto, così Sardo, siete belli. Sì, ovviamente. sì. Vino sardo a Firenze. In Passito. realtà No, scopriremo ma che è sai- andato a Pirri, non è andato a Firenze. Luca Di Leonardo Era collegato, mi ha sono fatto- fatto proprio lo screen dietro, viola, ed ero a casa, ho preso in giro tutti, Esatto. effettivamente. Esatto.
Stavo per fare una battuta, non la faccio. Era Pirri, vabbè. Va bene, ragazzi, dai, scusateci se prendiamo in giro Luca, ma lo facciamo per creare questo clima. Meno male che possiamo permettercelo anziché essere l'uragano. Grande Davide, assolutamente, mitologico. Va bene, non ti faccio la domanda di Nicola, perché tanto non sai niente se era vaccino o vino caprina quella ricotta, quindi figurati. Ragazzi, l'ha mangiata, sapeva che era fatta con latte, che poi il miele lo fanno le api, finisce, cioè la cultura gastronomica di Luca Di Leonardo finisce lì, cioè non è che... Così la mettiamo 0. Vabbè, 0.0. Esatto. Così. Vabbè, sono senza parole. Lo so, Nico, mi dispiace, Caro lo so. Nicola, cosa ti devo dire? Oggi abbiamo rovinato un personaggio, cioè pensavate che Luca fosse il non plus ultra? Ma figurati. L'abbiamo un po' smontato con le sue. No, parliamo di cose serie in chiusura. Attenzione. Sì. Della giornata di oggi. Perché... Com'è? Della giornata di oggi vuoi parlare? No, sì, no, a parte quello. C'era, prima ho letto molto tempo fa una domanda sul fantacalcio. Ricordiamo di nuovo il discorso del mercato. Allora, il mercato sarà... Del lunedì prossimo finisce, prossima settimana finisce il mercato, quindi dal 3 al 6 ci sarà il mercato aperto a tutti, con distinzione ovviamente tra abbonati e non abbonati, questo mi pare corretto, però c'è la possibilità di fare mercato anche per i non abbonati. Quindi da martedì ci saranno, adesso questa settimana lo creo, avrete la possibilità di cambiare, dunque erano 6 e 4, giusto? Non ricordo a memoria, ragazzi. Io sono vecchio. Così. Sì, è così. Ok, 6 cambi per gli abbonati e 4 cambi per i non abbonati. Chiaramente ricordatevi sempre che c'è il discorso della plusvalenza, quindi valore attuale. Incominciate a vedere, perché comunque stanno arrivando diversi giocatori. Già in questi 4 giorni, in 3 giorni che ero fuori, sono arrivati diversi giocatori, e questa settimana, che è l'ultima, ci saranno tanti movimenti. Quindi incominciate a vedere laddove vi conviene andare a svincolare. Sul discorso, e chiudo, giovane Verona Napoli, non è così scontato darlo, ok? Quindi non valutate il fatto che giovane è un Napoli non giocherà. Consiglio così gratis, a fine diretta. Gratuito. E stasera ci sarà Cagliari Social Arena alle 18:15, assolutamente. Molto Quindi... bene, molto bene. Poi nel pomeriggio, come vi diciamo, arriverà Albarracin da Roma, e quindi vediamo come proporvi il suo arrivo, come sempre, ma in qualche modo faremo. E niente, dai, vediamo stasera Cagliari Social Arena ore 18:15. Va bene. Va bene? A domani. Ciao invece, a tutti ragazzi. 21, come sempre, ore 10. Buona Ciao. giornata, buon tutto. Ciao Fra, ciao ragazzi. Andiamo di sigla. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo
che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.